Onda la rassegna stampa. Attesa. C'è un clima di attesa. Quest'oggi sui giornali, sui quotidiani si scrive praticamente la stessa roba che si scriveva ieri, con qualche altra frasettina che ha detto Trump e la solita noia. Che barba, che noia. Scherziamo, perché sono robe gravissime, dazi contro dazi, son dazi amari se non cambia idea Trump, ma la sta cambiando. Il problema è che nel frattempo noi dobbiamo fare rassegna stampa. Tranquilli. Cosa ci ho scritto io qua? Guarda, dov'è? Qua? Dove? Non lo vedo, al contrario, eccolo qua. Sulla mia maglietta ho scritto Radio Libertà, uno dei tanti gadget che distribuiamo. Questi li abbiamo proprio qua nella nostra sede di Milano, in via Bellerio 41. Se ci venite a trovare per magrolini, ma anche per ciccioni, c'è anche la versione cicciona, infatti io ce l'ho bella grossa, la maglietta con lo stemma di Radio Libertà. Ci abbiamo scritto Radio Libertà. E quindi l'ultima cosa che posso fare nella mia rassegna stampa, che non è una rassegna stampa ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, in replica pure la sera dopo le 20, ma poi di mattina ritorno dalle 11 a mezzogiorno, l'ultima cosa che posso fare è annoiarvi e stare sui soliti argomenti, per cui salterelliamo da un titolo all'altro sulla questione dazi e non soltanto, e poi passiamo agli argomenti che sono davvero importanti, quelli che so, perché io vi conosco uno per uno, so che vi possono interessare. Intanto il buongiorno da Sammy Varin, certo, il buongiorno si sente dal Varin, 7:32, buongiorno a Simone, più sveglio che mai, col capo chino sul computer, ma la testa non ti cade ogni tanto? No, tiene, e buongiorno a chi ci sta seguendo già in giro per lavoro. La Radio DAB sulla macchina vi porta ovunque, il nostro segnale è nazionale. Buongiorno a chi ha scelto di scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare che sapete ormai benissimo si può collegare all'autoradio, al televisore, a qualunque cosa con le nuove diavolerie. Buongiorno a chi ci ascolta sul sito radiolibertà.net, ci può anche vedere, ci può anche toccare, no, non si può toccare, ma potete aiutare Radio Libertà dal sito attraverso minimo un bonifico. Cliccate sostienici e poi abbonati e date una mano alla nostra controinformazione. Buon mattino a chi ci ascolta sui social, su Facebook e su YouTube, in particolare la pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ciao ragazzi, chi mi sente in diretta ma chi mi ascolta anche nel corso della giornata, siete grandissimi e soprattutto siete in tantissimi. Chiaro che se siete leghisti celoduristi poi mi dovete venire a trovare il 21 di settembre allo stand di Radio Libertà a Pontida. Vi avvicinate, vedete uno con tantissimi capelli, sono io, e mi dite "Uè Sammy Varin, ti ascolto sempre in rassegna stampa sulla pagina di Lega Salvini Premier". Hai finito con le menate? Oh ragazzi, non si può, no, cioè siete peggio di mio padre, non posso distrarmi un attimo subito, sì, perché c'è anche il WhatsApp, il WhatsApp. Ma chi è che ha inventato sta roba del WhatsApp? Che si stava così bene? Scherzo. 3406709 659 è il pungiglione nei nostri sederini per tenerci svegli, per dirci uè, guarda che ti stiamo ascoltando, uè, cosa stai dicendo, uè, ti do questo consiglio, uè, c'è anche questa notizia, uè, voglio commentare. 3406709 659. Mo Soddazzi. Vi saltello da un giornale all'altro e ve l'ho detto, non voglio annoiarvi con la questione dazi perché nulla ancora è deciso, si apre qualche spiraglio, Trump ha detto che li abbiamo trattati male gli americani ma adesso va un po' meglio, quindi io prevedo cose belle. Trump e Kiev, non sto con nessuno, l'apertura del Corriere. Il balletto
balletto di Trump sulle armi. Questa è molto bella, sai che Repubblica io non l'amo in modo particolare, ma l'apertura è stupenda. Il presidente a Zelensky, colpire Mosca, poi frena, no a invio dei missili a lungo raggio, l'Europa, attacchi chimici in Ucraina. Cioè capite che è veramente un balletto, il balletto di Trump, ma anche devo dire degli altri giocatori sulle armi. Tant'è bello il titolo di Repubblica che gliel'ha copiato un altro quotidiano. Ecco che ci arrivo. Domani, anche qui, il balletto di Trump sull'Ucraina, deluso ma non chiudo a Putin, titola quest'oggi il quotidiano Il Domani. La Stampa, contro Dazi, ritirata dell'Unione Europea. Il Resto del Carlino, contro Dazi UE dal 6 agosto, Giorgetti il 10% è la soglia, quindi Giorgetti ha dichiarato se i dazi saranno oltre il 10% saranno davvero dazi amari. Il Fatto Quotidiano, UE tagli al sociale e tasse per comprare più armi. Il Messaggero, l'Unione Europea senza accordo contro dazi dal 6 di agosto. Vedi come alla fine siamo sempre fermi a queste cose, è un'atmosfera di attesa. La Verità, Ursula vuole i nostri soldi, come fermare il saccheggio, e poi Trump a Zelensky, puoi colpire Mosca? Il Giornale, terremoto, cultura, bufera politica sull'uomo di Putin. Ci arriviamo ragazzi, è un famoso maestro che però è amico di Putin, e che facciamo? Lo facciamo suonare oppure no? Ci siamo già passati da sta cosa, ma stavolta colpisce il centro-sinistra, o meglio quel che rimane. Libero, un titolo diverso dagli altri, ma giustamente la mette in prima pagina, la rivolta anti-UE degli agricoltori. E la frase, Ursula peggio dei dazi. Interessante questa frase, ne parleremo questa mattina alle 9. Abbiamo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Mi sembra una bella domanda, ma davvero Ursula è peggio dei dazi? Naturalmente se avete qualche controdomanda da fare a Morelli, 340 6709 659. Alle 9 Alessandro Morelli. Qualche minuto prima, alle 9 meno un quarto, avremo Stefano Candiani, grande storico leghista, e con lui parleremo del DDL per riformare la governance RAI. Lo sapete, quando si parla di RAI, attento a cosa dici, cosa fai, perché vuoi toccare la RAI. Covo di Piddini, signori. Scherzo, no, sono serio. Ne parliamo, 8:45, arriva Stefano Candiani. Il Tempo si occupa ancora degli onorevoli in pensione che vogliono i soldi. Cicciolina e la carica dei 901, chiaramente con le foto di Cicciolina, e che vuoi, non comprare il quotidiano Il Tempo? Il Sole 24 Ore, fisco in azienda, blitz solo motivati. Il Manifesto, sempre titoli che acchiappano, Xi Jinping storpia il nome di questo personaggione cinese, Xi Jinping, per scrivere la guerra commerciale mondiale e le guerre vere non bastano, cresce ancora il prodotto interno lordo della Cina, più 5,2% l'anno. I dazi americani costano solo una frenata dello 0,2%. Pechino non si piega e per ora neanche si spezza. Subito sotto, siamo sempre sul Manifesto, giornale comunista, Siria torna l'orrore settario. I drusi di Suaida massacrati dalle forze di Damasco. Si torna a parlare di pulizia etnica e infatti ci sto arrivando, dopo il quotidiano comunista ci sta anche l'Unità. Schiavizzavano gli immigrati, ma non è reato, già, è solo il capitalismo, titola oggi l'Unità, e in centropagina però, fuori i palestinesi da Gaza, virgolettato, al via la pulizia etnica. Altro giro lo facciamo sul Secolo d'Italia.
trattativa avanti tutta, dazi, Meloni, chiudere entro il 1° agosto, l'Occidente non deve dividersi, e poi sul Riformista, ONU al capolinea. Ma come? Adesso che hanno fatto i complimenti alla Meloni per la situazione immigrazione, eccetera, chiudiamo l'ONU. Dimissioni in blocco della Commissione ONU contro Israele. Gasparri albanese squalifica le Nazioni Unite. Altra ulteriore polemica. Sul Gazzettino, voto vertice sul caso Veneto. Non si è deciso ancora niente, ve lo dico subito, non preoccupatevi, eccetera, però si sono svelate le medaglie di Milano Cortina. Oggi l'incontro tra Meloni, Tajani, Salvini, Lupi sul nodo candidature. Il leader leghista, squadra da confermare. Dopo i sorrisi olimpici, un faccia a faccia di qualche minuto. Luca Zaia e Matteo Salvini si sono parlati brevemente ieri a Venezia, l'ultimo colloquio prima del vertice nazionale del centrodestra sulle regionali, confermato per oggi a Palazzo Chigi. Ottimo clima, piena sintonia, è filtrato al termine dell'incontro, tanto che il segretario della Lega avrebbe poi detto: Luca potrebbe fare qualsiasi cosa, lo vedrei bene anche con un ruolo nel governo nazionale. Luca e Salvini colleghi? Chissà. Intanto oggi il ministro pranzerà con gli altri sodali del centrodestra, la premier Giorgia Meloni, e tutti lì a mangiare. Chiaro che la frasettina Zaia può fare il ministro campeggia anche su altri quotidiani. Noi lo ricordiamo come ministro dell'agricoltura, che gli stivali sporchi di fango li aveva davvero Luca Zaia, mica come qualcun altro. Chissà. Sempre sul quotidiano Veneto, è il Gazzettino, la foto di Milano Cortina, svelate le medaglie. Oh, mica roba alle cineserie come in Francia, no, è roba buona, ragazzi. Federica Pellegrini con le medaglie presentate ieri, e ne parleremo certamente anche con Morelli questa mattina. Che dite? Ci tuffiamo per davvero? Lo so, ho dimenticato altri quotidianoni, eccetera, ma voglio partire con le cose, quelle che so che vi interessano, Allora parto dal quotidiano Libero, signori, perché è l'unico che questa mattina titola in modo differente, mettendo in primo piano le preoccupazioni di chi lavora e produce nel nostro paese. È stato tartassato da decenni e adesso con la situazione dazi non va certamente meglio, ma il nodo principale non sono i dazi, ma è la burocrazia, sono le regole europee che, sembra incredibile, pesano molto di più di quanto peserebbero i dazi. Ragazzi, non sono cazzate di Sammy Varin, Alain Sci. E allora il quotidiano Libero titola questa mattina: Ursula peggio dei dazi. La rivolta anti-UE degli agricoltori. Cortei diretti a Roma e Bruxelles contro l'Unione Europea. Tolgono risorse e aprono le porte a prodotti stranieri. Siamo sul quotidiano Libero. Salis atto primo, pronti ad alzare l'IMU a Genova. La sinistra governa così. Sul quotidiano Libero. L'hanno votata e adesso giustamente si beccano le tasse, e sono quelle manie anche della burocrazia tassaria che ha la sinistra. Entriamo all'interno del quotidiano Libero e andiamo a trovare l'argomento di cui parleremo oggi alle 8:45 con l'onorevole Stefano Candiani, ma anche con Morelli più avanti. Spazio a enti locali e apertura ai privati. Ecco la riforma RAI secondo la Lega. Il DDL Governance è stato presentato ieri in Senato. La proposta è di cancellare la figura dell'amministratore delegato. I 9 componenti resteranno in carica per 5 anni e per trattenere i talenti via il tetto agli stipendi.
Queste le principali novità, ne parla Daniela Mastromattei oggi sul quotidiano Libero e ne parleremo noi nel corso della giornata perché sono situazioni destinate a fare polemica perché chi tocca la RAI, lo sapete di chi è la RAI, lo sapete molto molto bene. Parallelamente, eccole qua, le medaglie di Milano Cortina. Altro che patacche francesi, titola quest'oggi il quotidiano Libero con Tiziana La Pelosa, inviata a Venezia, dove appunto a Palazzo Balbi sono state presentate le bellissime medaglie con le quali verranno premiati gli atleti delle Olimpiadi invernali. Bellissime sia per gli atleti che per le atlete delle Paraolimpiadi successivamente. Stupende, ma soprattutto incredibile, non si arrugginiscono. Paginone dedicato alle medaglie sul quotidiano Libero, che abbandoniamo però, e grazie agli amici che mi stanno anche scrivendo che sono soddisfatti, vogliono anche loro le medaglie. 340 6709 659, lo so, vorremmo toccarle queste medaglie, accontentatevi dei gadget di Radio Libertà che distribuiamo a go in queste settimane a chi ci viene a trovare a Milano, via Bellerio 41, voi reduci delle vacanze, che le vacanze non le vedete neanche in cartolina, che non si usano più le cartoline, ma veniteci a trovare, c'è aria condizionata, abbiamo messo la piscina nel parcheggio di via Bellerio, tra una canzone e l'altra chiaramente ci facciamo un tuffo, passateci a salutare. Avvenire titola questa mattina Gaza sotto le ruspe. Ancora morti e la tregua è lontana, però sono stati appaltati i lavori per demolire i pochi edifici ancora in piedi. L'obiettivo è accelerare la riconversione della striscia. Nuovi ordini di evacuazione da Jabalia, l'Unione Europea non sospende l'accordo di associazione con Israele. Titolo diverso sul quotidiano Avvenire, carceri, 10.000 detenuti idonei alle pene alternative. La ricognizione antisovraffollamento di Nordio, la Lega alza la posta. Si rischiano frizioni con la Lega che insieme ai 5 Stelle ora chiede una nuova stretta per perseguire d'ufficio i borseggiatori. E la famosa legge Cartabia, ieri lo ha denunciato il Fatto Quotidiano, insomma, che non permette più di denunciare questi ladruncoli, perché? Perché ci vuole la denuncia di chi è stato derubato e certamente questa non è una cosa che semplifica la situazione, così questi vanno avanti a rubacchiare. L'ombra lunga di Vox sulle bande anti-immigrati. Si parla della Spagna, ma non soltanto, perché se ne parla un po' pochettino sui quotidiani in questi giorni, ma girano dei filmati che fanno capire come non se ne può più di certa gente. Qui non è odio etnico, ci mancherebbe altro, semplicemente questi sono fancazzisti senza regole che picchiano, rubano, violentano, se ne fottono del rispetto verso una terra che ti sta dando da lavorare, ti sta ospitando in qualche modo, ti sta aiutando a sopravvivere. Dove sono? Mi sono perso. Ah sì, l'avevo già letto prima, è il titolo principale del quotidiano Il Corriere, per cui posso tranquillamente tuffarmici all'interno. A pagina 12 del Corriere della Sera, l'incontro lampo Salvini-Zaia e il leader evoca un ministero, signori. Ministero! Regionali, il governatore non rinuncia all'idea di una sua lista. Oggi il vertice del centrodestra. Paginone a pagina 12 del quotidiano Il Corriere, che scrive: Galeotte furono le medaglie olimpiche dei Giochi invernali Milano Cortina 2026, perché l'evento di presentazione di ieri a Venezia, meglio a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, è stata l'occasione non casuale di un vis-à-vis tanto atteso quanto stringato tra Matteo Salvini e Luca Zaia. Chiaramente vi ho messo curiosità e l'articolo è quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Comunque non dice niente, ve lo dico su, non ci sono novità. La novità è che Salvini
ha evocato un ministero, e chissà se l'idea piacerebbe anche a Luca Zaia. Può fare il ministro, avrebbe detto Matteo Salvini. Il voto in autunno in 6 regioni, lo ricordiamo, mica soltanto in Veneto si vota. Val d'Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Puglia e Campania andranno al voto in autunno, ma l'accordo sull'Election Day, cioè un'unica data di voto per tutti, è saltato. Si voterà in giorni diversi perché a noi piace. Famolo strano. Le tensioni nel centrodestra, la scelta dei candidati governatori agita il centrodestra. Cicapeo, siamo tutti agitati. Meloni punta a nome di Fratelli d'Italia, ma la Lega, che puntava al terzo mandato, non vuole cedere il Veneto e la Lombardia, i suoi territori di riferimento. Gli equilibri nella Lega: Luca Zaia guida il Veneto dal 2010 e vuole dire la sua sul suo successore. Il governatore leghista ha ventilato l'ipotesi di voler contribuire alla campagna elettorale con una sua lista stimata tra il 40 e il 45%, che, ribadisco e discoriba, non sarebbe una novità perché l'aveva già fatta con grande successo. Nell'altro schieramento, Schlein sente Emiliano. Pronto? Pronto Emiliano? E non blocca la sua corsa, che non piace a De Caro. Oh, qua ci sono tutte le correnti. Chiudi la porta, entrano le correnti. La segretaria non interviene nella querel pugliese e dice: dai, lasciamoli litigare tra di loro. Certo, se vi interessa, quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Ma a proposito di elezioni, anche in Campania si vota, ed eccola qua la polemica del giorno, ragazzi. Pagina 15, Gergev a Caserta, il concerto è un caso, le accuse di Giuli, De Luca lo difende. Cosa sta succedendo, ragazzi? Da caso internazionale a nazionale, una parabola al contrario del ritorno sul podio europeo di Valery Gergev. Nel 2022 le maggiori istituzioni musicali, compresa la Scala, hanno rinunciato alla sua direzione perché non ha mai denunciato l'invasione russa dell'Ucraina. Ne hanno parlato il New York Times, il Times. La Russia è stato invece salutato come un successo sulle reti di Stato. Dopo la reprimenda della Commissione UE, ora interviene anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Tutto nasce dall'appello della vicepresidente del Parlamento UE Picerno a Vincenzo De Luca, in cui chiedeva di annullare il concerto del 27 luglio, manca poco, alla Reggia di Caserta. Gergev, dice Picerno, è un fiancheggiatore di Putin e dunque va fermato. Che succederà mai? Gergev a Caserta, il concerto è un caso, le accuse di Giuli, De Luca lo difende, il ministro amico di Putin. Arte libera, no alla propaganda, il governatore non si alimenti l'odio. Ragazzi miei, è tutto da leggere questo articolo. Per chi tifate? Per Gergev? Assolutamente sì, noi siamo grandi estimatori della sua musica. La sfida politici cantanti all'Aquila, ieri l'avete vista su Rai 1, c'era anche Morelli con le calzette gialle, poi lo sentiamo alle 9, speriamo che stia bene. La sfida politici cantanti, è in forma, mica come te, Sammy Varin. La sfida politici cantanti, Renzi non c'è Schlein, ma non abbraccio la russa, e Giorgetti divisi? È tattica, è la tattica, anche se siamo un po' divisi. Giorgetti però si è fatto fare un bel po' di gol. Giro, hanno vinto, c'era la sfida tra cantanti e parlamentari, naturalmente hanno vinto i cantanti, avevate dubbi. Giro la pagina, insiste signori il Corriere, insiste perché Portofino è governato dal centrodestra e questa cosa al Corriere non gli va giù, bisogna parlarne ancora di più, sempre più. Ne parla il Corriere, giustamente, poi ne parlano anche tutti gli altri giornaloni, gli altri telegiornaloni. Pagina 22, dal torso nudo ai lavavetri, la Liguria dei divieti bipartisan per blindare i fortini chic. Si parla di Portofino, scusate, centrodestra, ma per fortuna il Corriere si ricorda che anche a Santa Margherita Ligure ci sono questi
divieti per straccioni che veramente a volte sono straccioni tanto, vanno in giro tutti sbrindellati, e un minimo di decoro ci vuole. Santa Margherita governata dal PD, ma non siamo ostili. Fatto sta che l'inviato Alessandro Fulloni è andato a intervistare ancora una volta il sindaco di Portofino, che non ne può più di dire ogni anno le stesse cose, perché ogni anno succede sempre che si aprono questi divieti. Ma non solo a Portofino, in tutta Italia, gran parte d'Italia, insomma, se c'è un certo bel centro fatto bene, cioè non è che li mettiamo lì tutti gli straccioni che sbrindellati girano in costume da bagno, mezzi nudi, e quelli che ti chiedono l'elemosina, no, dispiace per quelli che chiedono l'elemosina, vai da un'altra parte a chiedere l'elemosina. Il Giornale, signori, il giornale mette proprio in apertura, in centro pagina, l'artista divisivo, terremoto cultura, bufera politica sull'uomo di Putin. Dopo lo scontro Giuli-Corriere, lite sull'invito in Italia di Gergev. Che facciamo? Lo facciamo dirigere l'orchestra o lo zittiamo? Ma sempre sul quotidiano Il Giornale c'è Nordio che dice fuori 10.000 detenuti. Oh, dove credi di andare tu? Calma, no, misure alternative. In cella, ma possono fruire di misure alternative. Varata una task force. La scelta importante di Carlo Nordio: 10.000 detenuti possono avere misure alternative e lasciare il carcere. Il ministro della giustizia ha creato una task force che sta già dialogando con la magistratura di sorveglianza e con i singoli istituti penitenziari per definire le posizioni dei detenuti. Cambiare le regole, l'Economist modello Italia sui migranti. Faccio la linguaccia agli ascoltatori del PD. Il giù la maschera di Luigi Mascheroni, e ritorniamo sul solito argomento, ormai una tiritera quotidiana, ma d'altronde pare proprio che è la sinistra che la izza ogni giorno. Il giù la maschera di Luigi Mascheroni oggi sul quotidiano Il Giornale titola partigiani orali. Non c'è niente di erotico e di sessuale, ci mancherebbe altro. No. Pensavamo di averla già archiviata, e invece la recente maturità, anno scolastico di scarsa grazia 24-25, passerà alle cronache per i casi di quegli studenti che, sempre con la sufficienza minima garantita, si fanno i loro calcolini, si sono rifiutati di sostenere la prova orale perché 1. Ritengono superato il sistema dei voti troppo competitivo. 2. Si sentono umiliati nel dover affrontare un'interrogazione con professori che li considerano solo numeri. 3. Mancava qualcuno che tirasse fuori il fascismo. E infatti è arrivato. Uno studente del liceo Bagatta di Desenzano, a pochi chilometri e troppi ricordi da Salò, ha rivelato a una radio locale di essersi rifiutato di sostenere la prova orale alla maturità come atto di dissidenza verso il governo di estrema destra. Il ragazzo, che è un attivista di Fronte della Gioventù Comunista, cosa che rimarrà finché non diventerà ricco, ha un futuro assicurato. Lui e i suoi compagni dissidenti, che si sono fatti una cultura sui propri post su Instagram, promettono bene come futura classe dirigente del PD, rivoluzionari accucciati nel loro narcisismo digitale, che non hanno capito che non è l'esame che ti deve rendere maturo, sei tu che devi dimostrare di essere maturo per sostenere l'esame. Domanda: ma quando avranno da fare un colloquio di lavoro, faranno scena muta finché non conoscono l'orientamento politico di chi li assume? Vabbè, questa è andata così. Confidiamo nella prossima generazione, studenti che parlino molto all'orale e facciano scena muta sui social. Così quest'oggi la prima pagina del quotidiano Il Giornale, e all'interno eccolo qua: teatri, cinema, libri, la sfida ai salotti che considerano la cultura cosa loro. San Giuliano e Giuli sono stati attaccati da un sistema di potere consolidato negli anni a senso unico. La destra è intervenuta per mettere ordine in un mondo di sprechi e privilegi, dai soldi ai film ai premi letterari.
tutte le battaglie. Sì, se avete qualche dubbio sul fronte cultura e dite ma forse la cultura è cultura, non deve essere né di destra né di sinistra, oggi è assolutamente da acquistare il quotidiano Il Giornale. Lotta al bullismo, più religione, anche la scuola ha cambiato volto, si parla dell'attuale ministro della cultura, di quello che c'era prima, ma soprattutto della voglia di cambiare, che non deve essere né di destra né di sinistra, ma se le regole non le cambia la sinistra, assolutamente non va bene. Sto per fermarmi, ma vi segnalo ancora sul quotidiano Il Giornale Luca Zaia, intervista a Luca Zaia, CQ non dice niente di nuovo, ve lo dico subito, ma Oara Borselli lo intervista bellamente a pagina 10 del quotidiano Il Giornale. La mia lista in Veneto ha già preso il 44%. Trump è come un elefante in una cristalleria. Il governatore, la civica è un segno di attenzione per chi non vota a destra. Non sono fan di Donald, ma so che negozierà. Vero che la bilancia commerciale è a favore dell'Europa, ma i dazi al 30 sono guai. L'Unione Europea diventi adulta, ma von der Leyen non ha certo lo standing del tycoon. Washington non può essere un nemico, un asse tra loro e la Cina ci eliminerebbe. Sì, Luca Zaia a tutto campo quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, ma non svela naturalmente la decisione che prenderà tra pochissimo, magari già quest'oggi. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on the quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get a gift from champagne, where I'll go doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Someday may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me deeply too. Yeah, I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I got a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I got a kick in a plane, my intellect with some gold in the sky. It's my I have nothing to do. Yeah, I got a kick out of you. Do-ba-do-ba-doo.
I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get a kick in a plane, flying tonight with some gold in the sky is my idea of nothing to do. Yeah, I get a kick, you give me a boo. Yeah, I get a kick out of you. Canta che ti passa, signori, fenomenale. Alessandra, è lei, Alessandra Clemente Quartet. Roba buona da cercare su YouTube per trascorrere un po' di minuti in allegria, questa I Get a Kick Out of You. Alessandra Clemente Quartet, in arrivo il 6º singolo di Alessandra. Lei fa pop, ma fa anche questo jazzino carinissimo. Ma quando si mette a fare pop rock, ragazzi, non scherza assolutamente. E questa domenica 20 luglio alle 21:45 Alessandra Clemente sarà a Villa Bombini a Genova Cornigliano, proprio in versione pop rock. Ragazzi miei, se siete in zona, magari in vacanza, fateci un pensierino. Non si paga, è entrata gratuita. Alessandra Clemente, in arrivo il 6º singolo, ma questa domenica alle 21:45 è a Villa Bombini di Genova Cornigliano. Il buongiorno si sente dal Varina. Avete capito che anche le nostre pause musicali sono diverse, grandi come l'universo. Perché? Perché siamo diversi, perché facciamo controinformazione, perché diciamo cose che gli altri non vogliono o non possono dire. Poi chiaramente c'è qualche minaccina ogni tanto, come se le beccano i consiglieri, i ministri, gli europarlamentari della Lega. Guarda questo cosa mi scrive. Ciao Ciccio Bello. Ciccio Bello che? Fai attenzione a quello che dici, se no fai la fine della De Gregorio, che adesso piange miseria, che deve pagare milioni di euro per le querele di quando era direttore dell'Unità. Ma tu sei meglio, grazie Enzo. Certo, si ride e si scherza, ma il bello del Sammy Varini è che ha improntato proprio sul sorriso questa rassegna stampa. Si sa che cerchiamo di demolire quel pensiero comune, quella serietà. Cerchiamo un po' di ridere anche di noi stessi. Ridiamo l'uno dell'altro e di quello che succede nonostante stiamo nuotando nella M. E allora leggiamo qualche altro whatsappino che sta arrivando al 34067096659. Sammy, chiedi a Candiani quanti sono i dipendenti Rai. E mi girano i coglioni a dover pagare il canone visto che non la guardo. Walter, dai, gli vuoi rovinare la giornata a Candiani e Morelli e anche a me? Scusami, no, sono tantissimi, però tu sai bene che la Rai bisogna camminare tic 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 tic, perché ogni passo falso tutti si girano. Guardalo lì, guarda, ha fatto un passo falso, guardalo lì, Scherziamo come al solito, ma parleremo di Rai proprio alle 8:45 questa mattina con Stefano Candiani, visto che c'è un DDL per riformare la governance Rai e chiaramente questo è un petardone che sta per scoppiare. Speriamo non li piazzino nei rapporti con il pubblico, i 10.000 che usciranno dal carcere. Vedi Omicidio del Parco Nord, dove il bravo ragazzo carcerato ma di buona condotta ha ammazzato una signora e quasi ammazzato un collega. Certezza della pena? Mi sembrava uno slogan della Lega. Assolutamente sì, ci mancherebbe altro, però capiamo che è in carcere. Nel frattempo che costruiamo nuovi carceri, bisogna anche starci. Se non ci si sta fisicamente, questo è logico che escono fuori di testa. Il problema è che se escono fuori di testa noi facciamo anche uscire dal carcere. Lo so. Chiamare dissidenti i bambini che fanno scena muta all'orale è ridicolo. Sono lavativi da bocciare al volo, perché per maturare hanno bisogno di almeno un altro anno di studio serio. Vero, e infatti
dall'anno prossimo chi farà scena muta, lo ha detto il ministro, sarà bocciato. Finalmente una cantante jazz nostrana con personalità, vero? Vero, vero, vero? Guarda che ce ne sono altri, è roba buona che Sammy Varin trasmette ogni mezz'ora nelle pause della rassegna stampa e che non viene trasmessa da nessun'altra radio, perché questa è gente che non paga, non ci sono i contrattoni pubblicitari per promuoverli, capisci? Poi c'è qualcuno che si lamentava che non riceve la notifica quando parte una trasmissione su YouTube o su Facebook e attenzione, guarda che è assolutamente normale, perché ci odiano da quelle parti e ci hanno messo praticamente su un binario morto. Cerchiamo di sbrogliare in fretta le grane regionali, altrimenti è grigia. Piccola nota di servizio, non so se è colpa mia, ho già controllato le opzioni di preferenza, ma ci deve essere qualche problema con Facebook sulla notifica delle dirette. Fabio Vercelli, grazie della segnalazione, ma purtroppo è così. Facebook ci ha storicamente messo su un binario morto perché diciamo notizie contrarie alla community, così mi hanno scritto, e quindi molto spesso Radio Libertà non esiste per voi che avete invece cliccato mi piace. Tranquilli, cercate voi Radio Libertà ogni mattina perché la rassegna stampa è in onda anche lì. Se non vi viene fuori proprio Radio Libertà, e succede anche questo, cercate Lega Salvini Premier, perché, e li salutiamo, li ringraziamo, questa rassegna stampa va in onda ogni giorno anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, con milioni di italiani che guardano Sammy Varin e, aspetta che mi alzo, collezione primavera-estate, maglietta di Radio Libertà firmata Sammy Varin. Sì, è vero, mi va un po' stretta, ma perché sono ingrassato ultimamente. Non è vero, mi va perfetta la maglietta di Radio Libertà e voi che sbirciate sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Grazie davvero. Quindi se non trovate su Facebook o su YouTube Radio Libertà, cercate Lega Salvini Premier, ci sono tutte le notizie riguardanti la Lega, ma soprattutto anche le principali trasmissioni, questa di Radio Libertà, la rassegna stampa. I detenuti sono quasi tutti stranieri, a casa loro, dice Pietro. Speriamo che Putin distrugga subito quei 4 Patriot comprati dall'Europa, così hanno speso i soldi per niente. Ragazzi, portate una sfiga, putiniani, che non siete altro. Vergogna. Buongiorno, finalmente un po' di musica vera non imposta dalle case discografiche. Bravo Davide da Canegrate, ti ringrazio, è un complimento bellissimo che fai a me. Ero io che suonavo, facevo era Alessandra Clemente Quartet. Certo, la dovete cercare ad esempio su Instagram, scrive lì dicendo "Uè, ti ho sentito su Radio Libertà", è così che si fa, capito? Perché si fa capire, poi lei già ascolta questa radio, si fa capire insomma che siamo davvero diversi. Basta, mi avete menato via anche quest'oggi, ragazzi, poi mi scrivete dicendo Sammy non doveva essere una rassegna stampa, ma io non ti sento più, Cainarca sì che faceva una bella rassegna stampa, tu fai chiacchiere. Adesso mi metto a vendere i gadget di Radio Libertà, se mi scrivete ancora una roba del genere. Luca Zaia quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, ve l'ho detto, niente di nuovo, ma chiaramente se volete avere l'attesa perché oggi si dovrebbe decidere, farà il ministro, potrebbe darsi. Giro ancora pagina e giustamente pagina 13, anche se qualcuno non è d'accordo, Luca Fazzo ci parla del piano del governo sulle carceri affollate, misure alternative per 10.000 detenuti. Il ministro Nordio vuole definire le posizioni dei carcerati con pena residua sotto i 2 anni, quindi non è che insomma se hai ammazzato qualcuno ci pensiamo un attimo. Dopo mesi di denunce e di polemiche sul sovraffollamento delle prigioni italiane, e io aggiungo sui tanti detenuti che si ammazzano, ieri dal governo, finora fermamente contrario a ogni misura svuota carceri, arriva la prima presa di posizione che sembra aprire un intervento per fronteggiare l'emergenza. Viene direttamente dal ministro della giustizia Nordio, che ieri con una nota annuncia l'istituzione di una task force chiamata a tempi stretti a affrontare uno dei nodi che da
tempo vengono segnalati tra le criticità del sistema: il grande numero di detenuti che in base alla legge avrebbero il diritto di trascorrere fuori dal carcere la parte di pena che resta ancora loro da scontare e che invece restano in cella perché non hanno un domicilio che li accoglie o per l'incapacità del sistema giudiziario di rispondere in tempo utile alle loro richieste. Quindi da una parte burocrazia, dall'altra parte, ehi Simone, ospita anche tu un detenuto, pena residua di 2 anni, gli fai fare le pulizie, qualche cosa, chiaramente togli tutti i coltelli dalla casa, che non ci siano in giro armi bianche. Sto scherzando, cerchiamo anche un po' di strapparvi un sorrisetto, però c'è un paginone a pagina 13 del quotidiano Il Giornale, e quindi il centrosinistra potrebbe anche dire bravo centrodestra che fai questa cosa. Sempre sulla stessa pagina però la piaga dei furti in strada. Stefano Vladovic scrive: borseggiatori impuniti senza una denuncia, la rivolta dei sindaci. Ma ci sono dei disturbi, l'hai sentiti anche tu? La rivolta dei sindaci contro la legge Cartabia. Ieri lo scriveva il Fatto Quotidiano, noi pensavamo che scherzasse, invece aveva ragione. Da Venezia ad Ancona la protesta contro gli scippi seriali. Brugnaro, basta sottovalutazioni, la politica intervenga, perché città devastate, turisti terrorizzati, serve sicurezza. Già modificata la norma per poter arrestare le ladre incinte, ci ha pensato la Lega, per cui non era prevista la pena in prigione, e il PD ci ha fatto una menata. Ma non basta, perché la legge Cartabia fa in modo che questa gente non venga punita se chi è stato scippato non la denuncia. Borseggi, furti con destrezza, scippi, tutti reati non più perseguibili d'ufficio. Lo impone la riforma Cartabia, che obbliga le autorità di polizia giudiziaria ad agire solo se le vittime sporgono denuncia. Il più delle volte non succede e così decine di criminali restano impuniti e si fanno un altro giro a rubacchiare. Qui mi fermo, ma chiaramente mezza pagina grossa tutta per voi sul quotidiano Il Giornale e del Tempo, appunto, visto che si sta dando da fare la politica, di rimediare. Sì, lo so, vi manca la Repubblica, hai ragione. Oggi li ho trattati male quelli di Repubblica, anche perché il titolo è bellissimo, ragazzi, bisogna riconoscerlo. Il balletto di Trump sulle armi. Balla sulle armi, pompami le armi. Il presidente a Zelensky colpire Mosca, non si capisce cosa volesse dire con queste frasettine di Trump. È per quello che alla fine, te l'ho detto, questa è una rassegna stampa scaduta, mi sento uno yogurt, perché tra mezz'ora succede tutt'altra cosa. Sono qui a raccontarvi cose che non esistono più. Mi sento veramente uno yogurtone, sono quelli proprio. Il balletto di Trump sulle armi. Poi frena, vedi, già frenato, non è vero niente. No a invio dei missili a lungo raggio. L'Europa, attacchi chimici in Ucraina. Allora, vera è questa cosa, che poi i giornalisti chiaramente ne approfittano perché devono vendere, devono fare il titolone, e si parla troppo. Vi siete accorti di sta cosa? Cioè Trump, gli vogliamo bene, è stato eletto dagli americani perché bisognava cambiare rispetto a Biden, ragazzi, Biden è... Però forse non è che parla troppo davvero, mi sto sbagliando, mi dite la vostra per favore, 3406709 forse sarebbe meglio davvero starsene un po' zitti, però dopo i giornalisti non sanno cosa mettere in pagina, capisci? E allora devono sparare loro, inventarsi, loro adesso dicono delle cose che ha detto davvero Trump, il problema è che dopo mezz'ora si cambia idea. Gergev a Caserta è un caso. Giuli allarme propaganda. Chiaramente Giuli non è un putiniano. L'arte non può essere censurata, ma la propaganda è un'altra cosa, ha detto Alessandro Giuli sul caso del direttore dell'orchestra Gergev. Il concerto del consigliere di Putin alla Reggia di Caserta, contro cui Navalny aveva lanciato un appello su Repubblica, per il ministro della Cultura rischia di essere controverso. Contrario
Vannacci, razzismo culturale. E insomma ci siamo già passati negli scorsi anni su questa storia. Allora, qualunque cosa che riguarda la Russia, chiaramente abbiamo anche degli ascoltatori russi, vi guardiamo male, malissimo, ma per favore, ma per piacere, ma guarda che paginone, 2 paginoni grandi grandi sul quotidiano Repubblica, che merita l'acquisto solo per questo. Le leggete queste pagine e poi regalate Repubblica al vostro vicino di casa comunista. È bufera su Gergeva Caserta, giuri la propaganda non è arte, polemiche sul concerto del direttore d'orchestra Filo Cremlino alla Cremes nella Reggia Picerno, dice l'evento va annullato. Vanacci, pensiero unico mascherato da democrazia. Ma non è finita, oltre a questo paginone, giri di qua, pagina 7, e c'è l'intervista a De Luca. Basta odio per arrivare alla pace, serve il dialogo. E non possiamo che dargli ragione. Il governatore della Campania ha promosso la rassegna musicale. Siamo contrari a logiche di preclusione, scrive Dario Del Porto su Repubblica. Il caso Gergev deflagra proprio mentre Vincenzo De Luca è impegnato a sbrogliare la matassa del candidato di centrosinistra alla sua successione alla guida della regione Campania. La scorsa settimana ha cenato con il leader 5 Stelle Conte. Nei prossimi giorni vedrà la segretaria del PD Schlein per discutere del veto sul nome di Roberto Fico. Prima però il presidente della Campania deve fare i conti con le polemiche sul concerto del direttore d'orchestra russo. A Palazzo Santa Lucia De Luca incontra la stampa per parlare dell'istituzione dell'osservatorio regionale sulle neuroscienze. In quelle stesse ore l'appello affidato da Navalia a Repubblica sta già facendo discutere. Ciò nonostante, in un primo momento il governatore tenta di schivare l'argomento e replica piccato: dobbiamo per forza parlare di gossip? Poi incalzato ci pensa per qualche istante e infine accetta di rispondere. Rivendica la linea della campagna e ribadisce: Putin è colpevole, siamo solidali con l'Ucraina, ma non intendiamo accettare logiche di preclusione o di interruzione del dialogo, perché questo non aiuta la pace, anzi la allontana e serve soltanto ad alimentare i fiumi dell'odio. Che ne pensate? Io sto con De Luca. Giro pagina. Sempre su Repubblica, ragazzi, che oggi sponsorizza questa rassegna stampa, vi è offerta dal PD. Giorgetti fissa l'asticella, tariffe ragionevoli al 10%. Quindi Rosario D'Amato racconta che effettivamente se saranno sopra il 10% questi dazi saranno dazi amari. Paginone a pagina 11 del quotidiano Repubblica, ma a pagina 17, te l'ho detto, non smetto più di leggere Repubblica. Nodo Veneto, Salvini incontra Zaia e attenzione alla frase, virgolettato, puoi fare il ministro. Siete d'accordo? Lo volete Zaia ministro? Dove lo mettiamo? Io sto guardando l'agricoltura, tu dici, sarebbe una bella sostituzione rispetto a quello che c'è adesso. Scherzo! Ditemi la vostra, dove mettete Zaia? In quale casella mettete Zaia? 3406709 Io ce lo vedo all'agricoltura, ma se avete delle idee migliori, dai, perché oggi si incontrano, scrive Gabriella Cerami a pagina 17, il piatto forte è il Veneto. Attorno al tavolo all'ora di pranzo a Palazzo Chigi si siederà Giorgia Meloni con i 2 vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il presidente di Noi Moderati Lupi si troveranno per la prima volta a discutere insieme dei nodi in vista della prossima tornata elettorale che vede al voto 6 regioni. Ok? Paginone oggi sul quotidiano Repubblica, che adesso chiudo. No, c'è il pianto di Saviano, che giustamente non abbiamo trattato troppo perché non volevo far piangere anche voi. Concita Sannino scrive: Saviano, in quel pianto sono tornato umano, adesso basta con il fango. Se amate Saviano, signori, c'è un paginone a pagina 23 di Repubblica, lo scrittore, le lacrime per la condanna del boss Bidognetti, io attaccato dalla peggiore politica per un po' di consenso. Saviano ti dà una mano a passare una bella giornata, perché è un'intervistona che non finisce più. Devo compensare, mi state dando del pidino, non è vero, mi difendo. Allora vado subito immediatamente sul quotidiano La Verità, che mette in prima pagina: oggi
Fa caldo, veramente, mi sto alterando. Di leggere Repubblica, sudi, Semmivarin, veramente. Oggi la presentazione del pericoloso bilancio comunitario, scrive La Verità. Ursula vuole i nostri soldi, come fermare il saccheggio. Più tasse raccolte direttamente da Bruxelles, una ripartizione sfavorevole dei fondi, i rischi sui dazi, l'Unione si prepara a dare l'assalto al portafoglio Italia. Dove che ha messo il portafoglio? Ce l'hai tu? Ecco alleati e nemici per impedire il salasso. L'Unione Europea attacca il Golden Power su Unicredit. Giorgetti è sicurezza nazionale. Ma attenzione, centropagina sulla Verità. Pronti? Via. L'icona della nuova sinistra fa come quella vecchia. L'IMU dei genovesi sale di oltre 5 milioni. Frinfron! Aumenta le tasse ai genovesi. Avete votato la Salis, quella del martello. Nel senso, non è andata col martello a prendere a martellare. Dai! Comunque sempre di martelli. Silvia Salis, 40 anni a settembre, è stata eletta sindaco di Genova il 30 maggio scorso. In precedenza è stata azzurra di lancio del martello. Poi, sul quotidiano La Verità, la famosa frase Trump a Zelensky: puoi colpire Mosca? Punto di domanda. Ma cosa ha voluto dire? Clamorosa frase del presidente USA, quello ucraino. Poi Donald spiega, era una domanda, non deve farlo, e nega armi a lungo raggio per Kiev. Intanto la Callas non riesce a far passare le ennesime sanzioni europee. Attenzione, Francesco Borgonovo ci parla di Starmer. Il socialista Starmer, la svolta sui migranti, ormai è un fan della remigrazione. Signori, oggi è veramente da comprare il quotidiano La Verità, che mette naturalmente un bel riquadro anche su De Luca e Gergev, il direttore contestato atteso a Caserta, pure nell'esecutivo dubbi su Gergev. De Luca resiste sul maestro russo. Incalza la polemica sul concerto di Gergev previsto alla Reggia di Caserta il prossimo 27 luglio. Oh, tutti a Caserta, il 27 luglio. Attacco alla vedova, all'attacco, scusate, la vedova di Navalny è un caro amico di Putin. Contrari anche il ministro Giuli e tutte le opposizioni, ma De Luca tiene duro. De Luca, è il nostro eroe del giorno, De Luca. Macron e Trump parlano con Putin, che non è un direttore d'orchestra, ma come, scusa la frase, già De Luca lo capisco poco, se poi lo rileggo allora. Macron e Trump parlano con Putin, che non è un direttore d'orchestra, ma colui che decide. Avete capito? Spero di sì. Io no, ma voi sì. Dalla stessa parte Vannacci e la Lega, che dicono razzismo culturale. Chiaramente, ditemi con chi state, scrivendo al 340 6709 659. Starmer fa l'ultra della remigrazione, pagina 11 della Verità. I clandestini tornano in Francia. Il premier britannico stringe un patto con Macron per respingere gli immigrati irregolari, ma intanto il titolare dell'Interno concede visti agli stranieri sulla base di selezionate competenze, cosa che noi non facciamo proprio. Entrano a go e non si riescono più a rimpatriare. Ne parliamo con Alessandro Morelli, ragazzi, perché ne stiamo rimpatriando invece tantissimi e qualche telegiornale se ne è accorto, soprattutto gli aspiranti terroristi, già, quelli che evocano il grattacielo, gratta, sì, ma il tuo paese però. Esperti di politica woke e poeti. Ah, queste sarebbero le selezionate competenze? Oh cazzo, oh, dai, cioè, vabbè, non parlo più, sto zitto. Cituvarin. In Spagna parte la guerriglia urbana, anche qui sotto notizia, perché non ne parla quasi nessuno, ma sta esplodendo la situazione in Spagna e non soltanto lì. Ci si incazza contro questi immigrati che fanno il bello e cattivo tempo, non vengono puniti perché non c'è una legge più severa. Dopo il pestaggio di un anziano per mano di 3 marocchini, a Torre Pacheco, Mursia, scatta la rivolta anti-migranti. I media si concentrano su un video fake, ma il fatto è vero. Patrizia Floder-Reiter solo sul quotidiano La Verità e pochissimi altri, ragazzi. Pagina 19, ragazzi, ieri l'abbiamo data in anteprima, eccolo qua, Alessandro Darold lo scrive sul quotidiano La Verità.
è tutto vero. Formigoni torna in politica e lancia il suo PIM PIM. L'ex governatore lombardo vara per un'Italia migliore. Pim! Ci vedremo al meeting. Non è vero che ritorno in politica. Io la politica non l'ho mai abbandonata. In questi anni ho continuato a studiare e informarmi. Al momento posso dire solo che non sto facendo politica attiva e non sono candidato da nessuna parte, anche perché di elezioni nel breve periodo non ce ne sono. Roberto Formigoni commenta così con La Verità l'indiscrezione pissi pissi bao bao della nascita del PIM per un'Italia migliore, un nuovo movimento politico di cui sarà presidente onorario. Mezza pagina tutta per Roberto Formigoni. È un po' invecchiato, ma sempre un bell'uomo, chiaramente. Nel frattempo, chiaramente, sempre casto, puro, non si è sposato, niente da fare, resiste, bravo, e potrebbe essere un alleato interessante per il centrodestra nelle prossime elezioni lombarde. Qui lo dico, qui lo nego, anzi, sto zitto, non ho detto nulla. Ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, ma soprattutto dopo c'è una bellissima canzone di Franco Fasano, produttore e cantante, ma ha scritto anche bellissime canzoni per altri, e in questo album le ricanta come vuole lui, ma questa che trasmettiamo adesso è proprio sua. E quel giorno non mi perderai più, tra poco su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Moderata alta pressione sull'Italia, tuttavia correnti in quota provocheranno qualche disturbo su parte del paese. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con qualche precipitazione al nord-est. Tempo buono sui restanti settori. Nel pomeriggio saranno ancora possibili dei rovesci o dei temporali sempre al nord-est, mentre sul resto del paese non sono attesi fenomeni, con il tempo che si manterrà soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire
I sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu erve sempre una gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente è troppo forte e tu non ti fermi più, la tua rotta hai scelto già verso l'idiosincrasia, per le cose più normali, anche per me. Se tu seguissi la teoria della regolarità, ti raggiungerei attraverso tutte le difficoltà. E se poi istintivamente ritrovassi l'armonia, ne guadagnerebbe il mondo, non solo noi. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento, e dimmi come mai da me ti stai nascondendo la tua fragilità. La scopro e poi la difendo, e quel giorno non mi perderai più. E dimmi sì o no, se è vero che ti appartengo, se stare insieme a me ha ancora un suo fondamento. Ma ora che noi siamo qui, trova un posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. Se non ti incontrerò, ti cercherò tutto il tempo. Se mi sorriderai, ritroverò l'entusiasmo, e quel giorno non mi perderai più. Mamma mia, quanta emozione nel raccontarvi questa canzone. E quel giorno non mi perderai più. Franco Fasano, una nuova veste per questa storica canzone. Per chi conosce Franco Fasano, tantissime emozioni musicali italiane, ma soprattutto grande qualità per un artista sempre sottovalutato dalle grandi radio. Franco Fasano, anche lui ascoltatore di Radio Libertà, e mi fa veramente piacere. 8:37, buongiorno. Sammy Varin, certamente rassegna stampa non rassegna, perché si ride e si scherza, cerchiamo di sdrammatizzare il momentaccio, che è sempre un momentaccio, non c'è mai un momento bello qua. Leggiamo qualche whatsappino, ma tra 10 minuti ci colleghiamo con il Parlamento, con Stefano Candiani, per parlare di un DDL per riformare la governance RAI. E solo dire RAI, ragazzi, mi vengono i brividi. Valditara
Valditara minaccia la bocciatura a chi apertamente dichiara di non voler sostenere l'orale della maturità. Non dare ascolto a chi con la media dei voti dell'ultimo triennio e la valutazione degli iscritti ha tratto il massimo dagli studi intrapresi e mi sembra un atteggiamento miope e prepotente. Fare scena muta dovrebbe essere permesso, anche il più incallito criminale, data questa possibilità. Una bassa votazione è già una punizione sufficiente. E Marilla da Caspoggio giustamente non è d'accordo, dice ma fateli star zitti se vogliono star zitti, però magari li bocciamo. De Luca è l'unico che non ha paura dei vaccinati, lo sapevo io, guarda, tripla dose, che sono contro la Russia, come erano ostili a quelli che non si vaccinavano. Che roba complicata sta roba qua, è sempre la solita storia, sono come i bambini all'asilo infantile. Sammy, se Zelensky colpisce Mosca o San Pietroburgo, cosa credi che farà Putin? Tu non hai paura, io sì. De Luca ogni tanto ne dice una giusta, ragazzi. De Luca, personaggio del giorno qui su Radio Libertà, direi che bisognerebbe intervistarlo. Lorenzo da Como, ciao Sammy, l'Unione Europea da sempre ha adottato politiche basate solo su teorie economiche, apparentemente senza valutarne le conseguenze nefaste, specialmente per alcuni paesi, spesso in piena coscienza dei danni che tali politiche causano, senza mai ripensamenti e in perseveranza su quanto deciso, oggi anche sui dazi. Grazie Lorenzo. Alle 9 con Alessandro Morelli questa mattina torniamo proprio su questo argomento. Intanto un po' di cicciolina a tutti voi, signori. È la prima pagina del quotidiano Il Tempo, so che vi piace. Onorevoli in pensione, cicciolina e la carica dei 901. Ecco l'elenco degli ex parlamentari che vogliono il vitalizio, predicano tagli ma poi chiedono più soldi. L'80% è di sinistra, ma non manca anche qualche bellone di centrodestra. L'ex pornostar, li conosco i moralisti che dormono con le mie foto sul letto. Tan, da, da, da. Oggi sul quotidiano Il Tempo c'è anche la Meloni, niente guerra sui dazi, Tajani vede Rubio, identità di vedute, ma soprattutto sul quotidiano Il Tempo l'intervista al governatore Acquaroli, Marche, sanità, turismo e ricostruzione, più Marche in Europa. Ricci non mi interessa. Sanità, fondi UE, ricostruzione, il governatore delle Marche Acquaroli punta al bis e non teme lo sfidante Ricci. Sul fronte Toscana, idem, il caso Toscana, Gianni tira dritto e prepara la squadra, ma Elli non ci sta e li vuole imporre come vice sindaco anti-ebrei. Il pontefice alla partita del cuore, videomessaggio a sorpresa di Papa Leone, in tempo di guerra e l'incontro tra le persone è la sfida più grande da affrontare. C'era anche Alessandro Morelli a giocare ieri nella partita del cuore, trasmessa su Rai 1, ne parliamo alle 9. Intanto all'interno sul Tempo, appunto, la carica dei 900 per il ritorno al vitalizio d'oro, non solo cicciolina, da Bassolino a Martelli, ecco chi ha chiesto il rimborso. Domani la Camera esamina i 900 ricorsi degli ex deputati. Insorge il Movimento 5 Stelle e spunta il tesoretto da 48 milioni stanziato da Fico in caso di risarcimento. Tan, da, da, da. Si tagliassero gli stipendi quei moralisti che dormono con le mie foto vicine al letto. Sono loro i veri straccioni. Intervista a pagina 3 sul Tempo a Ilona Staller. Cicciolina risponde a chi l'ha criticata per aver chiesto il vitalizio. Lo so, queste cose fanno arrabbiare, ma interessano anche perché, insomma, l'abbiamo votata probabilmente la Staller ai tempi. No! Pagina 4. Così Schlein vuole imporre il Pasdaran anti-Israele a Gianni per una Toscana pro-PAL. Wow! Ok alla ricandidatura del governatore, ma deve accettare di prendere Falchi come vice. È il primo cittadino di Sesto Fiorentino che ha boicottato i prodotti ebraici nelle farmacie. Attenzione, il sindaco decaduto lucano invita Salis e Riace diventa una piccola Gaza. Nel buco di bilancio del modello Riace sbuca Ilaria Salis, chiamata alle armi dal compagno Mimmo Lucano, il sindaco decaduto che siede sugli eurobanchi con la maestra sottratta al processo a Budapest grazie all'elezione con il partito di Fratoianni e Bonelli. Nel borgo calabrese, prossimo a fallimento dopo che il Viminale ha richiesto la restituzione di 3 milioni del finanziamento per la gestione dell'emergenza migratoria
migranti che ha portato alla condanna di Lucano, l'ex primo cittadino ospiterà una delegazione di eurodeputati del gruppo dell'EFT, politici italiani di sinistra, tutti uniti nella settimana per Gaza. A Riace, guidati da Lucano e alleati dalla Salis, attraverseranno i luoghi simbolo delle migrazioni nel sud, la baraccopoli di San Ferdinando, i siti degli sbarchi, fino alla vita quotidiana del villaggio globale di Riace. Tutto da seguire, la passeggiata della Salis a braccetto con il sindaco decaduto Lucano. Non parliamo di noi, o almeno aspettiamo, oggi ci saranno novità. Angela Barbieri dice oggi vertice di centrodestra per i candidati governatori, Salvini blinda il Veneto alla Lega, squadra che vince non si cambia, da definire Puglia e Campania. Sempre sul quotidiano Il Tempo, sanità, fondi UE, ricostruzione e turismo, le Marche tornano sempre più competitive. Parla il governatore uscente della regione Marche, ricandidato per il centrodestra. Il mio avversario Ricci non mi interessa quello che fa. Paginone per Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche, quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Ancora qualche minuto me lo date? Dai. La Stampa contro Dazi, ritirata dell'Unione Europea. In centropagina Siria, la pulizia etnica. Il buongiorno di Mattia Feltri, intrisi di vodka. Indovinate di cosa si parla? Ma di Gergev, naturalmente. Giro la pagina, entro pericolosamente all'interno del quotidiano La Stampa, perché a pagina 9 scrive: italiani spiazzati di fronte alla guerra, solo 1 su 6 disposto ad arruolarsi. Oh mamma signora, cosa vuol dire? L'indagine Censis, ve l'anticipa oggi il quotidiano La Stampa, da comprare ragazzi, andiamo in guerra, forte pacifismo. Tutti pronti a disertare, tanti pronti a disertare. Il 26% degli italiani punterebbe sui mercenari stranieri al fronte. Mercenari stranieri. Conoscete qualcuno? Ce n'è uno sempre fuori dalla Coop che mi chiede l'euro per il carrello. Dai, non scherziamo, li mandiamo loro. Se vogliono la cittadinanza italiana, devono andare in guerra. È da cattivi, è da cattivi. Russia, lo so che lo siete, scrivetemelo 340-6709-659. Russia e paesi islamici considerati la prima minaccia. Il centro studi, prevalgono cinismo e spinta alla neutralità. Insomma, scrive Paolo Baroni oggi sulla Stampa, nel momento in cui la conflittualità globale si intensifica con la deflagrazione di scontri militari dispiegati su più fronti, la società italiana si scopre impreparata. Un'impreparazione culturale, psicologica, prima ancora che nella dimensione specificamente bellica. Cioè, fucili li lasciamo, li facciamo, li usiamo, certo, però sono preparato psicologicamente, ho bisogno dello psicologo del PD. Scherziamo. Parlo col Simone e controlliamo il numero di telefono dell'ospite, che magari te l'ho scritto sbagliato, può capitare, a volte scrivo il numero di qualche amico. Squilla, vabbè, anch'io so squillo, però non te rispondo se sono impegnato. Vabbè, controlliamo che non si sa mai. Dicevo, quindi siamo impreparati psicologicamente. In pratica non si riesce a concepire la guerra come un fatto possibile e attuale, ritenendo ancora di poterla aggirare con astuzie politiche diplomatiche. Rivela l'ultima indagine del Censis su gli italiani in guerra. So che vi state toccando, tocca, fai autoerotismo con semivarinismo che la Stampa è in grado di anticipare. Paginone sugli italiani in guerra, che giustamente c'è un po' di gente che punterebbe sui mercenari stranieri. Chi saranno mai mercenari stranieri? Giro ancora pagina, però è carina questa qua. Chiaramente c'è anche lo scontro sul maestro russo amico di Putin a Caserta. Il ministro Giuli dice rischio messaggio sbagliato. Ti immagini se Giuli diceva no ma va bene, e quelli di sinistra sono rimasti a bocca aperta. Giuli che non vuole l'amico di Putin. Ribatte De Luca, non deve rispondere dello zar. Chiaramente De Luca forever. Lista civica
e un ministero per Zaia, ragazzi. La Stampa è già sicura. Così Salvini prova a trattare con Meloni. CQ, oggi faccia a faccia. No, ieri a Venezia faccia a faccia tra segretario leghista e il governatore. Oggi il vertice di maggioranza sulle regionali. Oggi si decide, ragazzi miei. L'Aquila, la rivincita è senza i leader, Renzi resta solo e ora chi abbracci? Mezza pagina, ma divertente sicuramente, a pagina 8, no, sì, 12, no, che pagina è questa? Non si capisce. Del quotidiano La Stampa si parla della partita del cuore, dove però non c'era Schlein, non c'era Conte, hanno disertato la partita del cuore. A destra debuttano Giuli e Lollobrigida, Giorgetti in porta, il messaggio del Papa: è sempre possibile incontrarsi, i cantanti battono i politici 8-6. E vabbè, insomma, può succedere che effettivamente sì, ok, il quotidiano di Sicilia, giuro che lo vado a cercare, ringraziamo naturalmente chi sceglie di fare pubblicità sulla nostra radio e ricordiamo che c'è la possibilità di chiedere informazioni su come fare pubblicità sulla nostra radio, come andando sul sito radiolibertà.net. E in questo caso, certo, guardate come fare pubblicità, c'è un numero di telefono da chiamare, c'è una mail alla quale scrivere, c'è la possibilità veramente di far conoscere il vostro prodotto con dei prezzi assolutamente irrisori, d'accordo? Radiolibertà.net. Giro pagina ancora, ragazzi, e beh, certamente te lo dicevo, sul quotidiano La Stampa, il borgo dei divieti. Portofino si blinda per l'estate, no agli affollamenti, no agli accattonaggi, al bando i costumi, gli spuntini in strada, e il sindaco che gli vanno a rompere le balle tutti i quotidiani. Oh ragazzi, non può uscire di casa che c'è qualche giornalista che lo rincorre, ma non è una roba che ha inventato adesso, ogni anno arrivano questi divieti e non soltanto a Portofino, ragazzi. In tutti i comuni, gran parte dei comuni, ci sono dei divieti, insomma, per non fare barbone, straccione, tutto sbrindelento, andare in giro in costume da bagno, che anche i costumi da bagno, vederli che cosa coprono. E poi chiaramente anche non fare i questuanti, non chiedere soldi a go perché uno è in vacanza e vuole essere lasciato in pace, almeno per quei pochi giorni di vacanza. Ci dispiace per i questuanti, chiaramente, però certamente insomma si può andare anche da altre parti. Ci sono dei bellissimi supermercati della Coop e di altre marche che permettono ai questuanti di questuare, e si va fuori da questi supermercati, non certo nel piccolissimo centro di Portofino. Il borgo dei divieti, tutto da quest'oggi il quotidiano La Stampa, ma ribadisco e discoriba, non è soltanto Portofino, ci sono anche altri sindaci, sto guardando se vengono citati, no, poca roba, cioè mettono in primo piano solo Portofino perché è governato dal centrodestra, sta cosa, che Portofino, dove vanno tutti i ricchissimi, e governato dal centrodestra, non gli è andata giù al giornalista ben pensante. Va bene, sì, mancano pochi minuti alla pausa, non siamo riusciti a trovare Stefano Candiani, ma sicuramente avremo modo di ritrovarlo nei prossimi appuntamenti del Qui Parlamento, ma io ne approfitto certo per leggere i vostri messaggi, anzi, se vi scappa un WhatsApp fatelo pure adesso, scrivetemi 3406709 Sammy, per fortuna non ho vicini di casa comunisti, però se vogliono leggere Repubblica se la comprano, io solo La Verità o Il Tempo. Pietro, veramente non ti capisco, ma dai, ma è divertente, comunque io ci scherzo, ma davvero, se fosse così che avete un vicino di casa di sinistra e ogni tanto vi vedete, ma è anche una roba simpatica, bussare, lui apre,
e a quel punto gli fai vedere Repubblica. Ehi, guarda cosa ti ho comprato quest'oggi, dai, è divertente, è originale, no? No, no, vabbè. Buongiorno Barin, domanda per il senatore Morelli. Giustizia in primis, immigrazione per chiudere autonomie sono tutte al palo. Aspetta che scrivo, perché qua giustamente allora, giustizia, virgola, immigrazione, virgola, autonomie. Ok, sono i motivi per cui gran parte degli italiani, sottoscritto incluso, ha votato questa maggioranza. Quindi per giustizia, per immigrazione e per le autonomie. Sto sottolineando questi termini. Tanta salute a tutti, Paolo da Valenza. Grazie Paolo da Valenza. 5 minuti e arriva Morelli. Questa volta ha ragione De Luca. La musica è indipendente dalla politica e dalle guerre. Caro Silvio da Torino, a proposito di musica indipendente, quando io la trasmetto sono davvero indipendenti questi, cioè non frega niente essere di destra o di sinistra, ma tu sai meglio di me probabilmente che se non dici di essere di sinistra, su certi palchi non ci vai, su certe radio non ci vai, se non ti agghindi vestendoti da donna se sei un uomo, vestendoti da uomo se sei donna, a certi festoni non ci stai, e magari ti chiamano anche per fare pubblicità del rasoio che taglia perfettamente i peli. A me non mi chiameranno mai perché ci vuole una falciatrice per radere i miei. Che cacchio sto dicendo? Elel, è antidemocratico impedire che a un ottimo governatore regionale amato dalla sua gente non possa essere più eletto. Zaia ministro? Sicuramente sarebbe 1000 volte migliore dell'inutile attuale. Non so veramente chi tu abbia in mente, ma io non lo so. Comunque, quando toccherà la Lombardia, non voterò mai chi pretende di calpestare il volere del popolo. Chi vota pro Wonder o si astiene per salvare la strega. La strega bacheca, dici, no? La strega bacheca, sicuramente, dici. Fermi tutti e controlliamo se abbiamo il quotidiano di Sicilia, perché giustamente qualcuno di voi me lo richiede, e questa è come una delle vecchie radio private, no? Vi ricordate? Si facevano le richieste musicali, adesso non si fanno più le richieste musicali, ma si fanno le richieste dei quotidiani. Scegliete, richiedete il vostro quotidiano preferito inviando un WhatsApp al 340 67 09 659. Giustamente il giornale di Sicilia, ma c'è la pubblicità, adesso la sentiamo, la vediamo e poi vi dirò quest'oggi che cosa titola. Intanto 4 minuti e arriva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e, come vi dicevo, avremo super domandone da fargli, ma se ne avete una particolare che insomma in questi giorni questa cosa non vi è andata giù, inviate al volo un messaggino al 340 67 09 659. Giornale di Sicilia. Ma c'è anche il quotidiano di Sicilia, che è quello che interessa a noi. Nella versione della giornata di ieri apriva con depuratori, il sud affoga nella melma. Una triste verità, zone bellissime, ragazzi, abbandonate perché il depuratore non funziona. ANAC speso meno del 30% dei fondi. Il commissario Fatuzzo, abbiamo 500 milioni, ma servono quasi 4 miliardi per superare le infrazioni. Quotidiano di Sicilia, nell'apertura di ieri, sull'argomento depurazione. La Sicilia differenziata, la raccolta differenziata cresce, ma aumenta pure la Tari e naturalmente l'appello figlio d'Apollo è
di Semivarin è quello veramente di cercare di differenziare al massimo. Qui al nord siamo già bravini, ma al centro e al sud sappiamo che questo quasi non avviene, ma l'appello figlio d'Apollo è soprattutto per chi va in vacanza, perché molto spesso, troppo spesso, quando sei in vacanza te ne freghi altamente e sei in una terra che non è tua e non differenzi. Non facciamo i furbetti, perché tanto poi lo sai benissimo che i rifiuti li vengono a bruciare nel depuratore di fianco a casa tua e quindi non fare il furbetto. Sì, sto per fermarmi, ma ancora WhatsApp ne stanno arrivando una pioggia. De Luca e Vannacci, due uomini che hanno il coraggio di schierarsi contro il pensiero unico che vuole reprimere la libertà. Ragazzi, dopo Rizzo, la nuova coppia con Vannacci ci mettiamo De Luca. Che ne pensate? 3406709 potremmo fare un'intervista insieme, De Luca Vannacci, questo che scrive in una lingua molto strana, io purtroppo non conosco, deve essere greco, non conosco. La cultura non ha confini, scrive Gianlu da Carnate, bravo Giallo. Proprio il capo delle forze armate tedesche ci racconta disinteressatamente che la Russia ci attaccherà nel 2029. Detto da un tedesco che ha scatenato le 2 guerre mondiali è da vergogna. Ci crede proprio Gonzi? Soliti tedeschi che si riarmano pesantemente, nonostante accordi post bellici del 1945, scrive Maurizio. Se dovessero dire la vera storia di questa guerra, nemmeno 1 su 100 si arruolerebbe. Ci fermiamo, c'è la pausa, signori, solo le 9 e è in arrivo Barbra Streisand con Sting dal suo nuovo album, questa stupenda canzone rivisitata, la famosissima Fragile. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument, that nothing comes from violence, nothing ever could, nothing ever. For almost born beneath an angry star, as we forget how fragile we are. On the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, just how fragile we are.
If blood will flow and flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say, how fragile we are, how fragile we are. On and on the thunder calls in every human heart. Some rain is bound to fall. We're too blind to see how fragile we are. How fragile, how fragile, how fragile, how fragile, how fragile we are. E troppi complimenti a Sammy Varin quest'oggi, non merito. Fragile, Barbara Streisand con Sting. Se amate anche voi questa artista non più giovanissima, ragazzi, ma veramente in forma, andate semplicemente su YouTube, scrivete Barbara Streisand, c'è un nuovo album con tanti duetti e con pezzi storici e li stiamo rispolverando pian piano, ma l'album è recentissimo, si chiama Partners Volume 2, Barbara Streisand con Sting su tutti gli store digitali o semplicemente su YouTube. WhatsApp al 34067 09659, ma tra pochi minuti arriva anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Intanto sbirciamo un attimo l'apertura dei siti elettronici. Quello di Repubblica mette in primo piano l'intervista: la moglie del ministro salta la fila in aeroporto, la replica di Urso non me ne sono accorto, ero al telefono. Ragazzi, cose importanti chiaramente per Repubblica proprio in apertura di sito. Luca Zingaretti sui social era con la scorta, vergognatevi signori, capite insomma l'importanza massima della notizia. Poi per fortuna c'è anche Russia-Ucraina, sulle armi il tempo è contro Kiev, per consegnarle ci vorranno mesi. Scendiamo più in basso e c'è soltanto Trump, la Callas, Melania Trumchenko lavora per Kiev, ma poi il silenzio d'oro del maestro d'orchestra. Gergiev vale un patrimonio. Chiaramente si parla della polemica di questo filo putiniano chiamato a far suonare l'orchestra a Caserta da un certo De Luca, che è il nostro eroe del giorno. Certo, oggi su Repubblica c'è Saviano, le lacrime di Saviano che non possono non avervi colpito. Bidognetti condannato, Saviano in quel pianto sono tornato umano, adesso basta con il fango. Ma attenzione, ritorna finalmente, era da un po' che non la mettavate più in prima pagina, ritorna Drusilla Foer, che piace moltissimo ai nostri ascoltatori, perché è un travestito ma intelligente. Questo è il travestito intelligente, ci piace a voi. Mi innamoro se trovo lealtà e calma, la TV sono diffidente. Sì, sono diffidente perché non ti chiamano più. D'altronde pare finita la moda del travestirsi. Vedete che anche i cantanti sempre più raramente si mettono in calzi a rete. Se sono maschietti, probabilmente la mamma gliel'ha anche fatto capire dicendo: ma come cazzo ti vesti? Ma è una moda ancora che resiste in alcune parti del mondo. Andiamo sul Corriere della Sera, che apre con il data room della Gabanelli. Guardate i fascicoli nelle procure, la digitalizzazione si è impallata,
Ecco gli errori del ministero, e ben venga naturalmente quando qualcuno mette in evidenza gli errori del ministero, se è in buona fede. Il servizio appaltato a una piccola SRL e secretato, ignorate le raccomandazioni del CSM, il risultato è che oggi si fa tutto doppio, fascicolo di carta e fascicolo digitale. Avevate anche voi queste sensazioni? In aggiornamento sul Corriere, dai super missili alle sanzioni, in aggiornamento è il minimo perché ogni 5 minuti cambiano idea, che sulla Russia sono ancora 0 le sanzioni, tutte le giravolte di Trump su Kiev. Non sto con nessuno, è il virgolettato che campeggia anche questo sui quotidiani cartacei. Luca Zingaretti e il video sulla moglie di Urso, cioè capite come non ce ne siamo assolutamente occupati in rassegna stampa perché forse ci sono cose più importanti. Salta la fila con la scorta all'aeroporto di Fiumicino, il ministro dice decide la sicurezza. Mi spiace. È successo martedì mattina all'imbarco per il volo diretto a Olbia. Decine di migliaia di commenti sui social pro e contro le immagini postate dall'attore regista, fratello di Nicola, europarlamentare Dem, scusate, ma poi anche la brutta e triste cronaca, lo schianto sulla 1, distrutta un'intera famiglia in ospedale in gravi condizioni, una bimba di 4 anni e la madre, morti i nonni e la zia. Viaggiavano sull'auto tamponata da un tir, i sopravvissuti, la bambina e la madre che era probabilmente alla guida, ancora gravi in ospedale, shock nella cittadina piemontese. Sempre a proposito di brutta cronaca, c'è l'altra notizia da Milano: sequestrata e violentata per 12 ore dall'ex. Il racconto della vittima: era venuto a riprendersi le sue cose, per fortuna ne hanno parlato anche i telegiornali. La donna a 46 anni ai carabinieri dice: ho avuto paura che mi potesse uccidere, senza cellulare non potevo chiamare e lui mi aveva già colpita al collo. Naturalmente Garlasco, la caccia al DNA di ignoto 3 tra gli ex compagni di Andrea Sempio, adesso hanno preso il registro scolastico, acquisiti i registri della scuola. Il litigio tra piloti, un guasto, no, sono stati piloti, e prima era tra piloti, adesso anche tra gli inquirenti, la guerra sul volo Air India e i sospetti sul comandante e l'urlo. Perché hai spento i motori? Perché? Siamo sempre sulla versione internet del Corriere della Sera, ma naturalmente tutto viene ripreso anche nel cartaceo. La Riviera Romagnola e la crisi della classe media italiana. Dove si va in vacanza? Dove si va? Gente solo nei weekend, dicono gli operatori. E la Liguria blinda i fortini chic con i divieti. Sempre ridondante questa notizia. Per il sindacato balneari, i turisti non si possono più permettere vacanze lunghe. Sempre meno italiani, stranieri in aumento. E poi, naturalmente, la notizia del faccia a faccia di Zaia a Venezia ieri, ma oggi naturalmente l'incontro importante per il presidente del Veneto. Cresce l'ipotesi di un ministero, il confronto a margine dell'evento di presentazione delle medaglie olimpiche per i giochi invernali Milano Cortina 2026. Quest'oggi, chissà mai che sia la volta buona, decidono dove va Zaia. E in molti di voi mi state scrivendo al 3406709 perché lo vorreste al governo, magari al posto di qualcuno. È chiaro che se gli facciamo un ministero apposito, il ministero Zaia, ministero, che ne so, per la semplificazione o per l'ottimizzazione delle cose. Sammy Varin, non dare queste idee che anche sono carine. Gergev, De Luca nella bufera. Giuli dice: concerto da propaganda, il governatore, siamo per il dialogo. Chiaramente siete tutti con De Luca, e allora sai che faccio? Apro le linee. Certo, apro le linee. Purtroppo anche Alessandro Morelli non riusciamo a contattarlo in questi minuti, vediamo se ci richiama. Nel frattempo io sento voi. 0292947222
22 per entrare in onda, ma mi dicono che è arrivato anche Alessandro Morelli. Con lui ci sono tante domandine da fare, ma nel frattempo le potete fare anche voi se volete entrando in onda a Radio Libertà. Blin blin e sigla, arriva Alessandro Morelli. Qui Parlamento. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E grazie naturalmente per essere con noi al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Buongiorno Alessandro Morelli. Buongiorno Sammy, buongiorno ai nostri ascoltatori. Prima di tutto mi permetto di chiederti come stai? Alla grande. Ti abbiamo visto ieri, calzette gialle in campo, la partita politici contro cantanti nella partita del cuore. Mi pare che avete perso 8-6? Vabbè, guarda, sì, abbiamo contenuto i danni, caro Sammy, perché mi sa che nella mia squadra ero tra i più giovani, quindi bene o male veramente non è andata assolutamente male. Poi l'anno scorso si era vinta i rigori e quindi va tutto bene, perché alla fine sappiamo benissimo qual è la ragione per cui è nata la parte del cuore, grazie alla genialità anche in questo caso di Giulio Mogol e di altri che chiaramente si erano messi a disposizione parecchi anni fa e che appunto è riuscita a raccogliere, sentivo ieri, un dato eccezionale, oltre 140 milioni di euro in tutti questi anni, quindi soldi raccolti per finalità che sono finalità benefiche. Ieri per il Bambino Gesù, l'ospedale dei bambini. Bellissimo, bellissimo. Queste sono le iniziative che ci piacciono e che vedono i politici giocare insieme, fare squadra. A volte è difficile, però ci si prova quando c'è da dare una mano a chi soffre. Partiamo subito, certo, dalle domande che mi fanno gli ascoltatori al 340-6709-659, ma che sono spuntate anche in questi giorni dai quotidiani. Lo raccontava facendo polemica ieri il Fatto Quotidiano, ma oggi ne parlano anche quotidiani di centrodestra, i borseggiatori impuniti senza una denuncia. E questa storia della legge Cartabia che effettivamente non permette, dice che praticamente se il borseggiatore non viene denunciato da chi ha subito il furto, niente, praticamente va avanti a fare quello che faceva. Si vuole cambiare questa legge, so che la Lega ha rotto le scatole e sul fronte borseggiatrici incinte c'è andata giù pesante, ma il giusto peso, provocando polemica chiaramente all'interno del PD. Non possono andare in carcere le donne incinte, ma infatti non vanno in carcere, vogliamo rispiegarlo ancora, ma forse c'è da cambiare ancora qualcosa, perché adesso la protesta non c'è soltanto sul Fatto Quotidiano, che magari insomma potremmo anche far finta di niente, ma comincia ad apparire anche su altri quotidiani. Morelli. Ma devo ricordare, giusto per dovere di cronaca, che sulla proposta che avevamo fatto e che poi è passata riguardo alle borseggiatrici che sfruttano il loro stato di gravidanza o il fatto di avere dei bimbi molto piccoli per continuare a fare quello che fanno, non ha creato solo polemiche rispetto a centrodestra e centrosinistra, quindi dal PD, ma ha creato polemiche anche all'interno del centrodestra. Questo lo dobbiamo sempre sottolineare, cioè la Lega si è dovuta imporre rispetto a questa posizione rispetto agli altri componenti della maggioranza di governo, in particolare di Forza Italia. Ma venendo al punto a cui tu facevi riferimento, sì, la Lega chiaramente su questo farà la sua partita, anche perché la Lega ha intenzione di presentare, come ha già annunciato Matteo Salvini, una riforma anche delle norme che riguardano il permesso di soggiorno. Ora, pochi sanno, io stesso francamente non lo sapevo fino a questo punto, già esiste il permesso di soggiorno ti ricordi Sammy, tanti anni fa la Lega, allora c'erano altri esponenti in Parlamento che appunto portavano questa battaglia leghista del permesso di soggiorno a punti. L'allora ministro dell'Interno Maroni introdusse questa iniziativa che però
oramai sono passati oltre 20 anni, ha di fronte una realtà totalmente diversa, sociale, economica, e quindi per questa ragione va riformata. La nostra intenzione è quella di porre un argine e quindi considerare nei vari punteggi a deterrimento del punteggio degli immigrati che chiedono e ottengono un permesso di soggiorno, quindi un periodo nel quale vivono in questo paese e che se non torneranno nel loro paese speriamo possa essere un periodo di integrazione, devono sottostare alle norme dello Stato e quindi chiaramente ad un borseggiatore pizzicato si toglieranno un doveroso numero di punti e o è un clandestino, quindi merita di essere reimpatriato, oppure dall'altra parte merita altrettanto di perdere i punti per non riuscire più a riottenere il permesso di soggiorno e quindi alla fine essere espulso. Capito? Capito gente cosa bolle in pentola? Torneremo certamente sull'argomento anche in questa intervista, perché l'argomento sicurezza è gettonatissimo ai nostri ascoltatori, chiaramente è vita quotidiana, appena esci di casa, soprattutto qua a Milano, rischi. Intanto però quest'oggi ne parleremo anche alle 11 avremo ospite l'onorevole Stefano Candiani. Oggi su Libero e anche sul Tempo Morelli ha illustrato la visione, come vede il centrodestra, la nuova RAI, cosa si vuole proporre nella nuova RAI e in particolare si parla di governance, si parla di regole, di leggi. Noi chiaramente in questo momento siamo blindati perché quando si parla di RAI io ho paura, perché qualunque cosa fai o dici, ragazzi, cosa ha detto, cosa ha fatto, se non sei di sinistra, signori, sei morto, tra virgolette, stiamo scherzando of course. Cosa bolle in pentola sul fronte RAI, Alessandro? La Lega ha intenzione ha fatto una proposta di legge, tutti i partiti sostanzialmente stanno presentando le proprie proposte perché entro l'8 di agosto dovranno essere depositate una serie di proposte di legge in sede parlamentare, perché questo ancora una volta ce lo impone l'Europa. Detto questo, senza fare polemiche rispetto a questa scadenza, ogni partito, dicevo, sta presentando le proprie proposte di riforma della gestione della RAI. La Lega come potete immaginare, ha posto altissima l'asticella. La prima questione che noi abbiamo come nella nostra azienda, come d'altronde è insomma nel nostro DNA, è la rappresentanza dei territori nell'ambito del consiglio di amministrazione della RAI, quindi di un esponente scelto dalla conferenza Stato-Regioni, quindi dai governatori delle regioni, un esponente scelto dall'ANCI, quindi dall'associazione dei comuni italiani, che quindi potranno al meglio rappresentare i nostri territori. Dunque questo è uno degli spunti maggiori. Il secondo riguarda una valorizzazione, questo è il termine che usano quelli arguti e intelligenti, caro Sammy, noi la chiamiamo privatizzazione, partendo dalle consociate della RAI, visto che l'obiettivo finale, lo sappiamo perfettamente, della Lega è quello di arrivare alla cancellazione del canone. I passaggi, gli step devono essere chiaramente intermedi. Questa è un'opportunità per la RAI di valorizzare dal punto di vista economico, ma dall'altra parte di aprirsi al mercato, cosa che è necessaria fare perché, come tu ricordavi, all'interno di quella magmatica azienda o sei del PD o sei con chi muove le leve del potere nell'ambito della politica da un lato e dell'intrattenimento dall'altro. Insomma, una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda
la RAI, che finalmente non sarà più romanocentrica, ma sarà aperta anche ai territori. Chiaramente musica per le nostre orecchie, una storica battaglia della Lega era proprio questa: basta RAI romanocentrica, la RAI sia dei territori, che magari ci bastava anche soltanto che Rai 3 fosse veramente dei territori. Ci stiamo ancora lavorando, è durissima, però come giustamente dicevi, poi alla fine lo dici nell'intervista quest'oggi, non è tanto importante la gente che lavora in RAI quanto farla lavorare, e quindi favorire efficienza, autonomia, pluralismo, ma soprattutto sfruttare in senso positivo chi ci lavora e controllare che lavori davvero o non stiano lì soltanto a guardare chi entra e che tessera ha. Ancora domande mi arrivano dagli ascoltatori. La Milano governata dal PD, scrive Luca, ormai è allo sbaraglio. L'ultimo filmato, parla con te, che hai pubblicato sui social, riprende un immigrato che tenta di derubare un anziano. Ed è ancora niente. L'altro giorno, sempre a Milano, è stato arrestato l'incubo dei grattacieli. L'hanno mostrato anche in TV, l'iraniano sedicenne che incitava al martirio. Ma ricordiamolo, zitto zitto 4-4, questo governo, questo Stato italiano comunque ne sta rimandando indietro parecchi. 2025 da inizio anno, gli aspiranti terroristi che dicevamo un tempo ciabattavano, ma adesso sono vestiti bene, le scarpettine sono più belle delle nostre, in giro per Milano e per l'Italia. Alessandro. Sì, quando vengono in giro per quasi confondersi, anche se poi oramai c'è questo vestiario che li caratterizza, magari si vestono pure in maniera occidentale, ma ricordati che quando sono all'interno dei loro ambiti comunque continuano a ciabattare. Questa è la definizione più corretta che poi, come sempre, hai dato oramai da tanti anni e che continueremo a dare. Detto questo, chiaramente, che prendiamo come una battuta, dobbiamo fare grande attenzione rispetto alle nostre grandi città. Purtroppo il Partito Democratico ha causato la devastazione di interi quartieri e da un lato per esempio Milano, ma in generale le grandi città soprattutto del nord, hanno attirato questi personaggi tanti anni fa. La mancata integrazione, causata anche dalle politiche del Partito Democratico in generale, dalle politiche che arrivano anche dall'Europa, il tema della discriminazione è stato un tema sul quale chiaramente ci hanno marciato un po' tutti e che ha motivato spesso delle posizioni che non sono state posizioni di mancato buonsenso. Pensa solo ai ricorsi, peraltro poi vinti da associazioni, da sindacati, in quei casi quando la Lega proponeva di dare un vantaggio per l'accesso alle case pubbliche per chi era residente del territorio. Insomma, questi sono temi sui quali noi continuiamo a lavorare. Assolutamente sì, e la nostra gente lo sa, chiaramente un po' meno quelli che sono più disattenti e comprano determinati quotidiani. C'è attesa per guarda, questo. Scusami, Vai. perdonami, ma chi compra i quotidiani oramai ha un'idea. Cioè chi compra il Fatto Quotidiano, chi compra Repubblica, il Domani, esattamente come dall'altra parte chi compra Libero, La Verità o Il Giornale, ha già un'idea ed è difficile scalfire queste idee che spesso hanno anche delle radici ideologiche. Noi dobbiamo puntare più che altro a tutte quelle persone che o deluse dalla politica o perché ritengono che la politica sia tutto uguale o perché ancora hanno questa diversa predisposizione rispetto alla casta o mica casta. Noi dobbiamo convincere quelle persone che la Lega fa politica per la gente più semplice, per le persone che sono gli ultimi della nostra società, e su questo chiaramente non escludiamo chi è arrivato negli anni ma ha voluto integrarsi.
ma dall'altra parte con concretezza sta facendo anche grandi cose per sistemare i conti dello Stato, ed è inutile che io stia a ricordare il lavoro di Giancarlo Giorgetti, e di dare uno sviluppo per i nostri figli, uno sviluppo di medio-lungo termine chiaramente, con la realizzazione di enormi infrastrutture che permettono la crescita economica, socio-economica dei nostri territori. E qui vengo chiaramente a ricordare le Olimpiadi invernali 2026, che sono merito della Lega, che si terranno chiaramente in Lombardia e in Veneto, ma che daranno lustro a tutto il paese. Dall'altra parte agli investimenti infrastrutturali che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Basta prendere un treno tra Milano e Venezia e vedere quanti lavori, ma anche l'autostrada tra Milano e Venezia, e vedere quanti lavori sono in atto in questo momento proprio al fianco di queste infrastrutture. Si sta realizzando il completamento dell'alta velocità tra Milano e Venezia, perché noi dobbiamo ricordarci che l'ex corridoio 5 non è la Torino-Lione, ma è il passaggio tra la Francia e l'Italia e fra l'Italia e l'Austria, quindi tutto quello che c'è in mezzo è alta velocità. Questo sicuramente permetterà di arrivare alle persone e alle merci, quindi per la nostra economia sarà un grande salto in avanti in maniera più rapida nel centro dell'Europa. Dall'altra parte ci sono gli investimenti legati alla Liguria, con il porto, la diga foranea di Genova, il terzo valico dei Giovi, il quadruplicamento della ferrovia tra Milano e tra Genova e Milano, o Milano e Genova, da dove la vogliamo prendere. E infine, chiaramente in questi giorni stiamo lavorando alacremente, sto tornando in questo momento a Roma per lavorare sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che non è il collegamento tra due medie città italiane, ma è il collegamento tra la migliore piattaforma naturale d'Europa, che è la Sicilia, e il resto d'Europa, quindi con Milano, Bolzano, Berlino, Parigi, eccetera. Questo permetterà chiaramente all'Italia di essere il primo porto d'approdo d'Europa, scalzando i porti del nord Europa. Capite, signori? Non c'è soltanto il ponte sullo stretto, e chi ci segue grazie ai nostri parlamentari dalla mattina alla sera, e parliamo di quante innovazioni, quante nuove strade si sta portando avanti al nord, al centro e al sud. Ponte sullo stretto che intanto ha ricevuto i complimenti attraverso gli omologhi giapponesi di Matteo Salvini, e dentro l'estate avrà l'ok definitivo. Ma ho tempo soltanto per un'ultima battuta. Certo, ieri mi ricordano sono stati presentati i premi, le medaglie di Milano Cortina. Oh, mica cinesate, ragazzi, queste medaglie non arrugginiscono, è vero Morelli, ma intanto però sei invitato anche tu, vestito da poliziotto, c'è attesa per l'appuntamento monzese questo weekend per il corso per abolire la polizia. Via la polizia, gridava la sinistra tempo fa, adesso la vuole proprio abolire. Il corso organizzato dal centro sociale Boccaccio di Monza. Il PD ha preso le distanze, no, ma noi non c'entriamo, eccetera. Chiaramente la sinistra sta pensando di abolire la polizia. Un minuto per Alessandro Morelli. Questa non la sapevo, mi farà piacere partecipare a questo corso per abolire la polizia, anche per capire come faranno questi personaggi quando, purtroppo per loro, chiaramente non glielo auguriamo, avessero mai un problema. Chiamassero qualche altro esponente di qualche altro centro sociale, chiamassero quelli del Leoncavallo, se hanno dei problemi di sicurezza, visto che loro sono contro la polizia, si mettessero l'asterisco, il numero del centro sociale Leoncavallo, sperando che chiaramente i leoncavallini con qualche bella canna vengano ad aiutarli di fronte a magari scippatori, ladri, stupratori, a situazioni che chiaramente sono, non ribadisco, non auguriamo a nessuno. Ma chiaro, mettete dei fiori nei vostri cannoni, così sono ancora più buoni. Grazie ad Alessandro Morelli. Loro vogliono i cannoni nei cannoni, ma i cannoni quelli con l'erba buona. Dai, ridiamo un po', ogni tanto si può fare. Grazie Alessandro, buon lavoro, alla prossima. Buon ascolto a tutti voi, grazie. Qui Parlamento. Avete ascoltato